Con i soldi delle multe si sperava, almeno aspettava la gente, si sperava che si potessero sistemare le strade, invece niente, un assurdo che non smuove chi avrebbe il dovere di intervenire, cioè il Consiglio Comunale. Guardi, è opportuno capire la normativa che regolamenta le modalità attraverso le quali si devono spendere le somme sulle sanzioni amministrative. Va detto che la Giunta ha dei limiti e dei vincoli di destinazione rispetto a queste somme. Intanto la Giunta prende il 50% di queste somme, che sono circa 300.000 euro, e ha l'obbligo di spenderle su tre diversi capitoli che sono espressamente previsti dalla legge, per cui la legge ti impone delle percentuali che tu non puoi erodere. C'è un altro quarto di queste somme che debbono essere necessariamente utilizzate per la segnaletica stradale, e lì la delibera di Giunta prevede appunto che questa percentuale sia indicata per questa particolare finalità. La Giunta con la delibera in questione ha deciso di non individuare quale destinazione la ristrutturazione, diciamo, e l'ammodernamento del bando stradale. Da parte mia seguirà un atto politico, una mozione con cui chiederò ovviamente la modifica parziale di questa delibera di Giunta, perché è vero che le somme a disposizione per l'ammodernamento del mando stradale sono poche. Quindi parliamo di circa, abbiamo un budget di 150.000 euro, in cui poi andrà distribuito anche la parte che deve necessariamente essere destinata alla Polizia Municipale, che deve svolgere il servizio, e senza progetti speciali chiaramente la Polizia Municipale, con tutti i precari che il Comune di Agrigento, non potrà svolgere alcun servizio. Però parzialmente parte di questo 50% rimanente, quindi 70-80.000 euro, possono benissimo essere spesi per l'ammodernamento del bando stradale, e quindi io, siccome me l'hanno chiesto molti cittadini, siccome è un'emergenza di cui la città soffre, che necessita un intervento, e le somme della manutenzione straordinaria che ogni anno vengono stanziate per le strade agrigentine sono poche a causa di gravi vincoli di bilancio, chiederò alla Giunta, chiederò al Sindaco di modificare parzialmente questa delibera. Anche perché è più facile, a quanto pare, chiudere appunto le strade, come fanno gli uffici comunali, che lamentano la mancanza di risorse. A questo punto sarebbe anche onesto poterli mettere in condizioni di intervenire. Esiste un potere politico, che è il potere del Sindaco, e il Sindaco con i suoi atti di indirizzo appunto indica quella che è la strada maestra al dirigente. Chiaramente il dirigente non può agire così in piena autonomia. Si parlava di segnaletica stradale, le somme ci sarebbero a quanto pare. Ecco, la gente chiede una segnaletica orizzontale nella via Luca Crescente, alle porte del villaggio Peruzzo, dove si verificano incidenti continui. C'è la speranza almeno che questa venga fatta? Se queste sono le richieste da parte dei cittadini, e sono delle richieste chiaramente giuste ed importanti, ce ne faremo portavoce e solleciteremo il dirigente ad investire parte di questi soldi per la segnaletica in via Luca Crescente.